Buonasera ai telespettatori di Televenezia. Sono passati 20 anni dalla riapertura del teatro La Fenice dopo il terribile incendio della notte del 29 gennaio 1996. Era infatti il 14 dicembre del 2003 quando un'intera settimana inaugurale celebrò la riapertura del teatro. La tradizione del concerto di Capodanno al Teatro La Fenice è stata inaugurata in occasione della riapertura e l'iniziativa è entrata stabilmente nella programmazione. Il concerto del 1° gennaio ha saputo attrarre crescenti attenzioni, soprattutto in virtù della diretta televisiva. Anche quest'anno il Teatro La Fenice, illuminato e decorato a festa, ha accolto un nutrito pubblico che si è dimostrato entusiasta in uno spirito di festa degno dell'occasione. Ne parliamo, questa puntata, con il nostro gradito ospite, il valente tenore Nicola Pamio, apprezzato per le sue doti sceniche e per la sua estrosa performance di cantante lirico. Direi di mandare la scheda del nostro gradito ospite. Nicola Pamio, tenore. Dal 1999 collabora col Teatro alla Scala. Alle spalle ha circa 30 produzioni scaligere. Per 13 anni partecipa al Festival Puccini di Torre del Lago con Turandot e Butterfly. Con il ruolo del Doge di Venezia sbarca a Zurigo, Parigi, Vienna e al Festival di Salisburgo. Infine alla Scala e al San Carlo di Napoli. Con Butterfly al Teatro La Fenice di Venezia, invitato a New York alla Carnegie Hall. Allora Nicola, tu sei nato nel 1961, sei un veneziano di campagna, sei nato all'ospedale di Noale. E Pavarotti, il 29 aprile dell'anno in cui tu sei nato, debutta nella lirica, dal cuore dell'Emilia ai palcoscenici più prestigiosi del mondo, dando un nuovo lustro a quella lunga tradizione di tenori inaugurata da Enrico Caruso e proseguita con Gigli del Monaco, Di Stefano. E quindi la domanda è d'obbligo, ritornando alla tua infanzia e quindi a Scorzè, dove sei nato e dove hai vissuto e quindi dove hai trascorso la tua infanzia, la tua adolescenza. Come è nato il tuo amore per il canto fin da bambino? Io intanto ti ringrazio Paolo di questa bellissima iniziativa, di farmi conoscere un pochino anche, di ritornare alla mia terra, da dove sono nato. Come hai detto bene, nasco a Noale e vivo nella prima parte della mia vita a Scorzè. Naturalmente, come tutti i bambini che giocavano in un campo a pallone, io ero anche un buon centravanti allora, ero un ragazzino molto, molto attento al gol. Venni invitato una sera da un amichetto che mi disse: ma perché non vieni questa sera a cantare nel coro della chiesa a Scorzè? Allora lì c'era un maestro di nome Berto, che ascoltò la mia voce, avevo 9 anni, e lì improvvisamente capii di avere una voce che fu subito utilizzata per fare di quel bambino subito un protagonista del paese, perché mi diedero questo concerto dove io cantavo lo spazzacamino. Faceva un po' così, oh spazzacamino, oh spazzacamino, spazzacamino, spazzacamino. E quindi iniziai con questo, fu subito, diciamo, una luce importante nel paese, del mio paese a Scorzè. Dopodiché la cosa più importante, siccome ho avuto la grande possibilità di andare a studiare poco dopo
nel collegio salesiano alla Stori di Mogliano Veneto, anche lì mi viene riconosciuta la voce, e con il maestro Barosco, che era uno dei maggiori maestri per la musica sacra in Italia, si andò a fare una serata importantissima che risale al 26 maggio del 74, dove io appaio per la prima volta in televisione con la Aba Cercato e il maestro Canfora, la canzonissima di allora. E questa è la prima parte, diciamo, della scoperta della voce. Dopodiché avvenne la muta e piano piano pensavo e continuavo a pensare al mio canto, la fase successiva che sarebbe poi arrivata, grazie a Dio, in maniera positiva.